ritrovati, il primo appuntamento con il nostro magazine interamente dedicato a quelli che sono gli sport rotelllistici. Allora, senza perdere troppo tempo, vi vado a presentare subito chi è con me in studio, ovvero Francesco Minervini, il presidente della Lega Italiana Hockey Pista. Ciao Francesco, ben trovato. Ciao, ben trovati. Non siamo solo noi, ci aiuterà in questo nostro percorso, soprattutto in questa nostra puntata, il responsabile delle squadre nazionali Hockey Pista, Tommaso Coramaria. Ciao Tommaso, ben trovato. Ciao e buongiorno a te. Ovviamente benvenuti negli studi di Sport Italia per questo primo appuntamento. Io Francesco vengo subito da te, abbiamo pochi minuti, tanti argomenti, ma di sicuro insomma riusciremo a snocciolare bene i vari temi in questo nostro appuntamento. Partiamo un po' e andiamo a parlare della Lega, che cosa è cambiato anche in questo 2024, soprattutto parliamo anche di te, dei tuoi obiettivi personali, tu che sei stato appunto da pochissimo, mi raccontavi prima fuori onda, dal mese di gennaio praticamente eletto come presidente proprio della Lega. Sì, c'è stato questo cambiamento ai vertici della Lega Italiana Hockey Pista e anche a mia sorpresa sono stato eletto come presidente, perché sono sicuramente fra gli ultimi arrivati all'interno del mondo dell'hockey, anche se la mia esperienza fin da giovane ho giocato, quindi comunque sapevo di cosa stavamo parlando, si trattava. Ho preso in mano la squadra del Giovinazzo, che è l'unica squadra del sud Italia a competere nel campionato di Serie 1 a settembre scorso, e a gennaio mi hanno eletto presidente della Lega Italiana Hockey Pista e sono molto contento, perché questo sicuramente è anche un segnale di rinnovamento, di cambiamento e anche di una ventata di aria nuova all'interno del mondo dell'hockey. Da quanto è presente la federazione Hockey Pista? La federazione sono tantissimi anni, da sempre praticamente. La Lega invece è stata fondata nel 2019, quindi da 5 anni. E il nostro presidente federale, che è Sabatino Racu, è anche presidente mondiale degli sport rotellistici, quindi sicuramente dobbiamo essere orgogliosi di avere una figura come la sua all'interno del nostro mondo, perché comunque ci rappresenta in maniera egregia a livello mondiale, e quindi noi come Lega siamo da supporto a quello che è l'hockey pista, che è uno degli sport della federazione, e quindi siamo delegati a fare qualcosa di in più rispetto a quello che oggi è stato fatto nel mondo dell'hockey. E quindi... Ecco, tu mi stai già parlando ovviamente giustamente, perché poi il presente è importante, ma è importante anche programmare la riprogrammazione per quanto riguarda il futuro, anche per quanto riguarda questo 2024 e in avanti. Se dovessi chiederti anche quali sono magari i problemi in questo momento nel vostro mondo, che riguardano in particolar modo l'hockey su pista italiano, quali sono e soprattutto come cercherete anche di risolverli, qualora ce ne fossero? Certo, no, vabbè, come in tutti gli sport minori un po' di problemi ci sono, chiaramente, è inutile negarlo. I problemi principali sono quelli economici, quindi la mancanza di sponsor importanti che ci supportano, problemi comunicativi, la mancanza di emittenti come la vostra, che ringraziamo, che ci sta adesso supportando, e problemi anche organizzativi, perché chiaramente quando mancano le risorse è anche difficile organizzare dei campionati di livello. Tutto sommato abbiamo invece un pubblico molto passionale che ci segue tantissimo, siamo uno degli sport che riempie maggiormente i palazzetti italiani, e quindi di questo siamo molto fieri, e dobbiamo lavorare, come stiamo già facendo, per incrementare quindi la sostenibilità di questo sport, quindi trovando nuove risorse, nuovi sponsor, e cercando di tagliare un po' i costi, quelli meno importanti che ci attanagliano, e soprattutto aumentare la comunicazione, quindi renderlo sempre più visibile nelle case degli italiani, uscire dai palazzetti dove stiamo sempre rinchiusi e andare nelle strade, tornare nelle piazze, nelle strade. Per esempio sono stato 10 giorni fa a Miami, è bellissimo vedere che tutti pattinano sull'Ocean Drive, in Italia abbiamo tantissime coste, tantissimi lungomari bellissimi. Sì, sarebbe molto, hai ragione. Quindi sarebbe bello vedere tanta più gente pattinare per strada, e noi stiamo organizzando adesso come Lega degli eventi, vogliamo organizzare degli eventi estivi in tutte le città che ospitano il campionato sia di Serie 1 che di Serie 2, proprio per promuovere e fare anche nuovo recruiting di risorse giovani che si avvicinano al nostro sport.
Hai ragione, no? Perché poi un conto è vederlo magari così nelle strade, nelle piazze come raccontavi tu, e perché no, renderlo più visibile a più persone, chissà che magari poi altre persone insomma Certo. si possano appassionare e si possano anche avvicinare a questo tipo di sport. Per chiudere questo argomento, perché poi dobbiamo parlare anche degli altri argomenti, in particolar modo delle Coppe Italia, e quindi ho capito che il vostro rapporto insomma anche con la Federazione Italiana Sport Rotellistici è una stretta collaborazione con anche il presidente che prima citavi tu, che tra l'altro ci ha fatto una sorpresa, ma ci arriviamo man mano. Quindi una stretta collaborazione. Beh, assolutamente sì, sarebbe stupidi non approfittare, diciamo, dell'importanza del presidente Raku a livello mondiale, e noi che abbiamo la fortuna di avercelo in Italia come anche presidente della nostra federazione, non vedo perché non approfittarne, quindi è importante stringere una forte collaborazione con la federazione, farci supportare e noi togliere un po' di problemi a loro, perché chiaramente il nostro ruolo deve essere quello di organizzare un campionato eccellente sia di Serie 1 ma anche Serie 2, Serie B, campionato femminile, di hockey, quindi il nostro ruolo deve essere quello di supportare la federazione ed essere supportati anche da loro, quindi è chiaro che bisogna avere delle sinergie molto strette. È inutile chiaramente farsi la guerra perché non si va da nessuna parte, anzi è importante stringere sempre di più rapporti e sinergie sia fra i vari club che con la federazione. Ovviamente poi parleremo dello sport anche a livello internazionale, mi farò aiutare da Tommaso, il quale coinvolgerò anche brevemente sulla Coppa Italia, se sei d'accordo. Perfetto. Allora, inizio invece da Francesco, per quanto riguarda la Coppa Italia, poi ci vediamo anche qualche immagine di qualche highlights in particolar modo. Ci sono state di recente le finali, mi racconti qualcosa? Come sono state? E anche se ci sono state delle sorprese, in negativo o anche in positivo. Ma grandi sorprese no, perché il Forte dei Marmi, che era sicuramente tra le favorite, ha vinto la Coppa Italia, battendo il Follonica in una finale stupenda alla quale ho assistito e che veramente ha reso l'hockey molto molto bello agli occhi di tutto il pubblico, che il palazzetto era stupendo, era strapieno di persone, c'erano le due tifoserie sia del Follonica che del Forte dei Marmi. È un segnale importante, no? La presenza del pubblico, anche per quello che mi stavi raccontando prima. Assolutamente, poi devo fare anche un plauso alle tifoserie che si sono comportate, nonostante fosse un derby, in maniera eccellente. E un plauso anche agli organizzatori che sono stati bravissimi, perché è stato veramente un evento sportivo importante, organizzato perfettamente e che ha dato grande lustro al nostro sport. Magari ce ne fossero tutte le settimane di questi eventi organizzati così. Poi Tommaso, ovviamente voglio parlare anche con te, se mi vuoi fare un commento anche tu per quanto riguarda la Coppa Italia, perché io in realtà con te vorrei parlare dello sport ovviamente a livello internazionale e in particolar modo il cammino dell'Italia, per capire come tu lo giudichi ovviamente, e poi anche l'Italia che si prepara per i campionati del mondo di Novara. Sì, una piccola parentesi per dissentire in maniera ovviamente non polemica, perfetto, assolutamente, perché è una visione organizzativa e una visione tecnica. La Coppa Italia, quindi la visione organizzativa, mi dice allora la visione tecnica. Sì, la Coppa Italia in effetti anche quest'anno, se vogliamo, non ha prodotto sorprese nel vincitore finale, perché probabilmente il Forte dei Marmi era la squadra più accreditata e quella anche più accreditata assieme al Trissino per lo scudetto, per il campionato, ma tutti gli anni questa formula, secondo me ben fatta, è per come è formulata e per il periodo in cui si colloca, dove non tutte le squadre sono allo stesso livello di preparazione per obiettivi diversi dei campionati, produce ogni anno una sorpresa. Quest'anno la sorpresa è stata già nella prima giornata, dove il Trissino, che era una squadra accreditata per giocarsi la finale e che aveva vinto già l'anno scorso e vinto anche il campionato, è stata eliminata da Follonica. Non che questo sorprendesse gli addetti ai lavori, perché il Follonica è una delle squadre più mature e più ben rodate del campionato, però in realtà questa formula permette tutti gli anni di cominciare una finale di Coppa Italia non con tutte le certezze, insomma. Okay. Per quanto riguarda il cammino internazionale, no? È un cammino che deve tener conto di non solo di quella che è la nostra forza, ma deve tener conto di quelle che sono le nostre avversarie più importanti. Noi abbiamo adesso l'opportunità di giocarci un campionato del mondo in Italia,
di cui eventualmente parleremo anche dopo, ma abbiamo avuto modo in questo torneo internazionale di Montreux, che è il torneo più antico, più vecchio dell'hockey su pista, e blasonatissimo, di poter provare nomi nuovi o di poter provare giovani che stiamo cercando di inserire in un gruppo abbastanza rodato. Senti, ma mi racconti di questa famosa maledizione dei rigori? Che cosa succede quando si tirano questi famosi rigori? Allora, i rigori nell'hockey sono un po' differenti dal calcio, perché chiaramente le dimensioni della porta e del portiere, però tutto sommato credo che sia uno di quei punti che rientrano in quello che è un salto che dobbiamo fare proprio a livello di squadra nazionale. Rispetto alle altre nazionali, in questo momento siamo ancora un gradino sotto dal punto di vista della gestione dei momenti importanti, delle situazioni importanti. I rigori sono una di queste situazioni. Non abbiamo ovviamente preparato, perché non avevamo tempo, ci siamo trovati un giorno a Novara, abbiamo fatto un allenamento, quindi normalmente su 5 rigoristi è difficile che trovi 5 rigoristi specialisti nelle loro squadre, però quando sei in nazionale devi essere in grado di tirare un rigore, è uno di quei punti sui quali dobbiamo lavorare, non solo dal punto di vista dei rigori finali, ma proprio per evitare molte volte di arrivare ai rigori finali. Velocemente, lo chiedo a te, poi ovviamente vado anche da Francesco. In questo momento, per quanto riguarda le coppe europee, siamo arrivati anche quasi a un momento chiave. Infatti anche domani ci sarà qualcosa, ci racconti un po'? Domani, giovedì, insomma, nel corso della settimana. Sì, nelle coppe europee possiamo dire che in quella più importante abbiamo un testimonial dell'hockey italiano che è l'Amatori Lodi, che è una squadra molto giovane ma che si sta facendo rispettare tantissimo anche in campo internazionale. Avrà una partita di ritorno abbastanza difficile per quello che è stato il risultato dell'andata, però devo dire che nella Coppa di seconda fascia, solo per distinguere dalla Coppa dei Campioni. Non per dici minore. Assolutamente, esatto. Abbiamo 2 squadre nella Final Four, 2 squadre italiane nella Final Four, e questo la dice abbastanza lunga sul livello medio dell'hockey italiano. E le italiane possono o non possono alzare una coppa? Sì, io penso di sì, anche se la finale sarà disputata in Spagna, in casa di una squadra altrettanto giovane come dicevo prima, Amatori Lodi, ma molto motivata, perché è arrivata in finale strappando punto per punto, e in Spagna generalmente queste occasioni non le sprecano. Ecco, noi da questo punto di vista dobbiamo imparare, dobbiamo crescere un po' da questo punto di vista. Però senza sbagliare in quei momenti chiave di cui mi parlavi. Sì, perché credo che che ambedue le squadre italiane siano in grado di poter vincere questa Coppa. Un flash anche con te prima di poi spostarci a quelli che sono i saluti di una persona che abbiamo citato prima, ma ci arriveremo. Abbiamo detto, quindi sono arrivati dei risultati molto soddisfacenti, che però richiedono un grande impegno, un grande sacrificio sia per quanto riguarda gli atleti sia anche per quanto riguarda a livello economico e quindi per i club. Assolutamente sì, soprattutto per il discorso coppe internazionali, è chiaro, coppe europee, è chiaro che gli esborsi societari sono maggiori, quindi ne parlavo proprio qualche giorno fa in federazione, dobbiamo cercare di essere anche un po' più incisivi a livello europeo, parlo a livello politico chiaramente, e cercare in qualche modo di tutelare anche le nostre squadre in queste competizioni. E i risultati sono eccellenti, perché chiaramente viste i risultati che stiamo ottenendo nelle coppe, è chiaro che la nostra competitività è alta come squadre italiane, però è chiaro che anche lì dobbiamo andare un attimo a rivedere quelle che sono le spese che affrontano i vari club per affrontare queste competizioni e cercare in qualche modo di aiutarle, di supportarle, così come le squadre magari del sud che hanno dei costi
sicuramente maggiori di trasferte, certo, di gestione e così via, cercare un attimo di capire come fare per dare un minimo di supporto per chi durante l'anno è obbligato a sborsare più soldi rispetto ad altri. Allora, siamo arrivati a quel momento perché già ve l'avevo anticipato, l'avevo promesso, quindi giustamente lo ascoltiamo il Presidente, prima ne abbiamo parlato, anche del rapporto ovviamente con la Lega, il Presidente Sabatino Araku, il suo videomessaggio, porta i saluti e parla anche di qualcosa di molto interessante e fra poco ne parliamo anche noi. Durante questa Coppa delle Nazioni di hockey è nata la nostra federazione e già dopo 13 anni che questa Coppa esisteva, quindi è uno dei tornei più antichi della storia dello sport in assoluto e questo mi riempie di orgoglio ma anche con un pizzico di emozione, lo dico perché essere oggi qui a Montreux è importante perché avere una storia di 100 anni in una federazione che guarda sempre di più ai giovani e che è diventata una federazione ormai importante dove ha 12 sport, tutti con un comune denominatore delle rotelle, dall'hockey come è nata, al pattinaggio artistico, allo skateboarding, al pattinaggio di velocità, allo scootering, c'è di tutto che poi vedremo in Italia, perché le feste continueranno veramente in Italia che è stata la responsabile, quella che sarà a guidare questi World Skate Games e dove veramente i festeggiamenti saranno ancora più grandi. Se vuoi te lo mando comunque. E lui parla ovviamente dei World Skate Games, allora faccio commentare anche te che tra l'altro si terranno in Italia in 10 secondi prima di salutarci, così ci assolutamente, questo è un ennesimo regalo, come dicevo prima all'inizio, che il nostro Presidente federale Sabatino Araku ci ha fatto in Italia, perché sia i mondiali di hockey sia i World Skate Games avverranno quest'anno in Italia e saranno sicuramente una manifestazione sportiva talmente importante per noi, anche per diciamo, fare più promozione, più pubblicità e quindi attirare nuove masse verso gli sport rotellistici e quindi è molto importante che vada tutto per il meglio, come noi siamo sicuri andrà e che avremo tutto lo spazio necessario sia su questa emittente ma anche su altre di cui non posso fare il nome a livello nazionale che ci supporteranno sicuramente in questa avventura. Certo. Per noi è molto importante la comunicazione, siamo qui per questo e speriamo sempre di poter entrare più velocemente nelle case degli italiani. Perfetto, grazie mille a Francesco Minervini. Grazie. Grazie Tommaso Colamaria. Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito, ci vediamo nel nostro prossimo appuntamento con il magazine dedicato agli sport rotellistici. Ciao.